Un cordiale saluto ai nostri radioascoltatori, ben ritrovati con la nostra rubrica settimanale sulle frequenze di Radio Colbe, Ponte Radio. Oggi sono contentissimo di avere qui ospite con noi un graditissimo ospite che ritorna a trovarci dopo un po' di tempo, Livio Ferrari, benvenuto. Grazie a te per l'invito. Grazie, è sempre un piacere averti qui ospite in studio. Era da un po' adesso che non venivi a trovarci, Livio, quindi allora, per chi non lo conoscesse, Livio Ferrari, fondatore del Centro Francescano di Ascolto di Rovigo, che ormai è al giro di boa dei 32 anni di attività, quindi non uno. Bisognerebbe non dirlo perché poi l'età avanza, quindi non si dice mai l'età, però il Centro Francescano è maschile, quindi i maschi si fanno meno problemi a dire l'età di solito, vero? Ecco, velocemente, insomma, per chi non conoscesse il Centro Francescano di Ascolto, ricordiamo come è nato, le motivazioni, quali servizi offre. Beh, ormai le motivazioni, che sono rimaste comunque sempre le stesse, nascono dal messaggio di San Francesco, che è quello della prossimità, dell'incontro con il lebbroso, delle persone in difficoltà. Oggi anche, diciamo, poi in relazione a quella che è poi la convention del 26 di gennaio, diciamo subito che motivo principale per cui sei qua, questa importante convention, ma veniamo subito a presentare. È quella legata al discorso dell'ambiente. San Francesco, lo sappiamo tutti, paladino dell'ambiente, dell'ecologia, perciò San Francesco c'entra a tutto tondo con quello che è l'esperienza di questa associazione. 32 anni con tantissimi impegni e servizi, alcuni che sono rimasti e ci sono tuttora, quelli legati al carcere, allo sportello di avvocato di strada, eccetera, ma poi in questi ultimi anni anche non solo attività di cura, cioè dopo che è successo il disastro cercare di recuperare, ma bensì anche fare una prevenzione, e da qualche anno siamo nelle scuole superiori a cercare di intercettare quei ragazzi che fanno fatica, quei ragazzi che poi sono macchiati di bullismo, spacciano, fanno tutte quelle cose che poi li portano da una parte sola, che significa la devianza, la galera e situazioni drammatiche, non solo per loro, anche per le loro famiglie. Perciò un'associazione che sta attenta a quello che succede, cerca di intervenire dove non ci sono risposte, chiaramente. Non è che noi vogliamo sostituirvi assolutamente a niente, a nessuno, sono le istituzioni ma preposte, bensì cercare di essere prossimità nei confronti di chi non ce la fa ma non ha risposte sul territorio. Un po' un vecchio principio della sussidiarietà in qualche modo, quindi di collaborazione con le associazioni più che di sostituzione ad esse, no? Noi cerchiamo di collaborare con tutti, perché da soli faremo veramente poco, siamo una goccia in un deserto grande, è necessario per forza di cose lavorare in collaborazione con gli altri soggetti privati e anche con i soggetti pubblici. Ecco Livio, ogni anno organizzate quella che è un po' l'assemblea del Centro Francescano, no? Sì, all'inizio di ogni anno noi cerchiamo di trattare temi che sono all'ordine del giorno della nostra storia italiana. Lo scorso anno trattammo del razzismo, che poi purtroppo è diventata una tematica molto forte, molto drammatica sui nostri territori, che ha creato e crea ancora grandi conflittualità. Quest'anno abbiamo voluto toccare invece un altro tipo di problema che però anche qui da noi è vissuto in maniera forte, che è quello della presenza delle mafie, con tutta una serie di ricadute dal punto di vista del territorio nella salute dell'ambiente, cioè un ambiente che viene degradato attraverso tutta una serie di procedimenti. Sono all'ordine del giorno da parte di tutti, quando vengono costruite strade nuove, i rifiuti tossici che vengono messi sepolti sotto, e tutto quello che succede non solo qui a Rovigo ma anche nel mondo, le cose più drammatiche. Pensiamo ai container di materiale radioattivo che vengono buttati nei fondi degli oceani. Noi stiamo distruggendo l'universo, non ce ne rendiamo conto, ma questa terra, questo universo è la casa nostra, è come noi ci mettessimo delle bombe in casa, nella nostra camera da letto o in cucina.
Allora la convention di quest'anno, che si chiama l'ambiente violentato, caution, danger, attenzione, pericolo, ci deve far riflettere, non solo per parlarne, ma soprattutto per vedere se ci sono delle strade da seguire, dei percorsi, delle azioni da fare immediatamente per ridurre sempre di più l'impatto di queste situazioni drammatiche che poi vengono a incidere pesantemente sulla salute e sulla qualità della vita delle persone. Sì. E allora ricordiamo l'appuntamento per i nostri radioascoltatori, ma dopo avremo modo di ripeterlo, ricordarlo più volte. L'appuntamento è per domenica 26 gennaio al centro Don Bosco, e inizio alle 8:30 mi pare, con la celebrazione eucaristica. E poi il convegno che inizia alle 9:30. Poi il convegno, il programma prevede un intervento appunto di Livio Ferrari, direttore del Centro Francescano di Ascolto. Poi chi interverrà, Livio? Avremo tre fari puntati, uno sulla situazione locale, uno su quella veneta, uno su quella nazionale. Su quella locale abbiamo invitato Lucia Pozzato, che è la referente del comitato Terre Nostre di Villadose, per parlarci di tutto quello che stanno facendo, delle lotte che stanno attuando per cercare di arginare anche situazioni meno drammatiche, però sempre di grande impatto ecologico e ambientale. Poi avremo Roberto Tommasi, che parlerà invece delle mani criminali sul Veneto. Il Veneto è diventata una regione a alto tasso criminale. C'è in questi momenti, in questi giorni, un processo nell'aula bunker di Mestre rispetto a dei comuni dell'area veneziana che sono ad alto tasso di infiltrazione mafiosa. E ci sono cose che ci riconducono sempre al sud e non pensiamo, invece anche fuori dalla nostra porta di casa ci sono queste realtà. La criminalità organizzata ormai non è più al sud, è dappertutto, è radicalizzata in tutto il nord. Diciamo che usa metodi diversi: al sud ammazza ancora, al nord strozza economicamente i soggetti con i quali agisce. Avremo Roberto Tommasi, che parlerà appunto di questa situazione nel Veneto, che è il referente regionale di Libera, l'associazione di Don Luigi Ciotti. E alla fine invece poi parleremo un po' di quelle che sono le criticità, le drammaticità, attraverso le esperienze e le inchieste che ha fatto Sigfrido Ranucci, che è un giornalista che conduce Report, che però da tanti anni collaborava anche in precedenza con questa testata, e che ha scritto diversi libri su questioni relative proprio all'inquinamento, alla presenza delle mafie, eccetera. Quindi una voce competente, autorevole su questa materia. Abbiamo visto da qualche anno è proprio il conduttore Sigfrido Ranucci di Report, questa rubrica d'inchiesta Milena Gabbanelli di Rai 3, quando ha lasciato Milena Gabbanelli. Però prima lavoravano insieme lo stesso, ecco, perciò lui c'è dall'inizio, diciamo, da questa esperienza. Era già un collaboratore, quindi l'argomento di discussione che ci presenterà è riprendiamoci la terra, la luna e l'abbondanza. Abbiamo voluto richiamare il refrain di una canzone di Claudio Lolli, una canzone di molti anni fa, che ho visto anche degli Zingari Felici. Diciamo che la mia cultura musicale spesso mi fa debordare con titoli e parole che provengono dal mondo musicale. Esatto, infatti il mondo della musica è sempre sul tema alla fine, no? Quindi una canzone può essere semplice, però può avere nel suo interno argomenti molto, molto profondi. Poi io penso alla canzone dei Nomadi, no? Cico, quando l'ultimo albero sarà abbattuto, ricordati di Cico, e si riferiva già alla deforestazione dell'Amazzonia, quindi 20 anni fa, 30 anni fa, e quest'estate abbiamo proprio visto che continua, è un disastro che continua. E poi sotto gli occhi di tutti abbiamo l'altro disastro dell'Australia, che sta continuando, queste immagini forti degli animali in pericolo, dei koala, dei canguri che scappano, e anche lì c'è la mano dell'uomo, perché hanno scoperto che questi incendi sono alla fine di origine dolosa.
E ecco, quindi l'attualità anche il valore delle canzoni tante volte che ci portano a riflettere su queste tematiche. Una canzone che tu hai fatto e che proponiamo ai nostri radioascoltatori invece è quella attuale che ascoltiamo oggi. Si colloca perfettamente in questo ambito, nel senso che si chiama Strade del Sud, è una canzone che parla dell'immigrazione, e un video che è stato postato su YouTube, ma che lo scorso anno, non lo scorso anno, l'altro anno, perché ormai io mi dimentico che siamo nel 2020. Sì, adesso bisogna abituarsi, siamo nei primi mesi. Nel quindi 2018, a ottobre 2018, l'abbiamo presentato al Centro Congressi di Perugia il giorno prima, in occasione della Marcia della Pace, che ogni 2 anni, quest'anno si farà l'11 di ottobre, la nuova edizione. Era stata organizzata da Flavio Lotti, tutto il comitato che organizza per la pace, e mi hanno invitato e ho presentato a un 700-800 studenti questo video che vuole essere un mio contributo per parlare di pace, per una mano tesa, un'accoglienza rispetto alla questione legata all'immigrazione. Quindi Livio, le parole e la musica sono tue, mie, sì. E poi il video invece è stato curato da Francesco Pedrocco? Pedrocco. Bravissimo, il nostro amico Francesco Pedrocco. E quindi ascoltiamo questa canzone. Ricordo che il video si può vedere anche sul canale YouTube Strade del Sud Livio Ferrari. Noi lo ascoltiamo, poi ci ritroviamo ancora qui con la nostra rubrica Ponte Radio e la presentazione della convention in programma domenica 26 gennaio al centro Don Bosco sulle tematiche ambientali. A tra poco. Rieccoci qua, ben ritornati. Allora siamo sempre nella nostra rubrica Ponte Radio qui su Radio Colbe e abbiamo ospite Livio Ferrari del Centro Francescano di Ascolto. Stiamo presentando questo importante appuntamento da non perdere. Io ho avuto modo di partecipare in diverse occasioni, ecco, ci tengo perché partecipare alle assemblee e alle convention del Centro Francescano di Ascolto ci si arricchisce sempre, perché si toccano vari argomenti, poi ci sono veramente persone competenti e quindi veramente si affrontano tantissime problematiche in maniera approfondita. Quest'anno l'attenzione è sull'ambiente, l'ambiente violentato, perché come abbiamo avuto modo di dire nella prima parte lo stiamo maltrattando. Negli ultimi anni i grossi media si sono accorti di questa situazione, non c'è telegiornale che affronti effettivamente la situazione della plastica nei mari, nei nostri mari, la situazione appunto, come ci diceva Livio, dell'inquinamento e anche delle falde eccetera. Ce ne sono veramente tantissimi casi. Poi ci sono le ecomafie, appunto pensiamo a questi capannoni dove vengono stipati, dove vengono nascoste le immondizie, no? Anche i rifiuti tossici tante volte, e poi vengono incendiati all'improvviso, no? All'ordine del giorno ci sono anche sempre queste situazioni e lì ci sono interessi nascosti dietro. Noi alle volte, scusa Roberto, magari giriamo in certi posti e vediamo delle collinette che una volta non c'erano, vicino magari a delle autostrade, a delle superstrade che hanno costruito, e ci chiediamo, magari pensiamo nella nostra ingenuità, guarda che bravi, hanno fatto una cosa che insomma, dal punto di vista ambientale e paesaggistico è carina da vedere. Poi uno scava un po' sotto e scopre il dramma. Quando hanno costruito, è emblematico il fatto di cronaca di quando hanno costruito quel pezzo che c'è dal Dastico, che arriva da Badia fino a Piovene Rocchette, con un signore che andava così a passeggiare col cagnolino. Il cagnolino si è messo a bere l'acqua e dopo pochi minuti è morto. È vero. Ed è rimasto lì stecchito, e l'acqua chiaramente una volta analizzata hanno scoperto era piena di veleni. Noi siamo in questa situazione drammatica, non comprendendo che tutto questo avvelenare la terra ci avveleniamo da soli. E perciò dobbiamo sicuramente creare delle condizioni per cui non succedano più queste cose che sono successe. Soprattutto bisogna stare attenti, perché poi un altro aspetto fondamentale della presenza delle mafie non è dato solo da questo, è dato dal fatto che dietro c'è il business, e i rifiuti sono uno
di quegli ambienti, di quei luoghi dove il business si fa. Perciò noi dobbiamo un po' alla volta ragionare con questa mentalità. Tutte le cose che non costano niente possiamo stare tranquilli che lì lì non c'è non pericolo, troviamo che criminalità la organizzata. criminalità non è. Dove ci sono situazioni economiche Sì. significative, quasi sicuramente ci sono o hanno tentato di esserci. Perciò bisogna alzare molto il livello di guardia. Di guardia, sì. Poi l'ambiente, ci sono altri casi, dove ci si può guadagnare a discapito della salute di tante persone. Penso anche al caso delle videodipendenze, no? Dei dipendenze dei video poker, la ludopatia, che anche lì senz'altro però in queste sale abbiamo una grossa ci sono degli responsabilità interessi anche dello Stato. Noi anni fa, come Stato italiano, abbiamo sdoganato le lotterie e le vediamo, non so, io ho assistito tante volte a persone anziane che vanno a prendersi la pensione, arrivano nella ricevitoria, nel tabacchino, e si spendono mezza pensione nei gratta e vinci, senza andare nelle sale di videopoker. Poi le varie sale. Allora c'è una situazione dove, come succede nel fumo, lo Stato ti vende le sigarette, scrivendoci su attento che muori, ti viene il tumore, però intanto te le vende. Allora in questi anni abbiamo perso di vista di essere uno Stato legale, stiamo diventando uno Stato delinquente attraverso tutte queste autorizzazioni che non hanno senso, anzi hanno il senso negativo, perché creano solo dei danni gravissimi alle persone che vivono in questa realtà italiana. Esatto, e quando si concede, si passa sopra all'acqua che viene inquinata, le falde, cioè bisogna pensare che poi quell'acqua ce la beviamo tutti alla fine, quell'aria la respiriamo tutti, e quindi anche chi ci guadagna economicamente, ma penso che si renda conto poi quando la cosa ricade su se stesso, colpisce un familiare, allora forse inizia a riflettere. Pensiamo alle aziende, ecco, per esempio, un altro fatto che avviene ciclicamente, ma rispetto a cui non si pone argine. Noi che viviamo qui a Rovigo lo sappiamo perfettamente, siamo in mezzo a due grossi fiumi, due tra i più grandi fiumi d'Italia, perché abbiamo Po, che è il più grande, e l'Adige. Quando c'è il cattivo tempo, perciò piove, temporali, ci sono diversi soggetti, industrie o quant'altro, che insistono nei percorsi di questi fiumi, che ne approfittano, essendo l'acqua torbida, e buttano dentro di tutto e di più. Ma queste cose che buttano dentro, spesso anche elementi radioattivi, cose poi cancerogene, eccetera, arrivano al mare. Arrivano al mare, ma prima al mare si fermano anche, toccano le coste nostre, le coste dei territori, dei paesi dove viene magari pescata l'acqua. Alcuni hanno degli immissari che vanno sul territorio, perciò pensiamo all'Adige, che ha l'Adigetto, altri Fiumiciattoli, Fissero, Tattaro, Canalbianco, che poi noi alla fine magari diamo da bere ai campi durante l'estate, al grano turco, al grano eccetera, per l'arsura, e non ci accorgiamo che magari stiamo avvelenando quello che poi mangeremo. Ecco. Allora su questi aspetti qua la situazione è veramente drammatica, ma non lo è da adesso, è da tanti anni. Nessuno fa niente. Esatto, allora sperando di smuovere le coscienze, mi viene in mente il dramma teatrale, no, di Pirandello. Ogni tanto erano tutti i miei figli. Lì c'è il caso la storia di un costruttore di aeroplani che sapeva che questi aeroplani erano difettosi e quindi cadevano, precipitavano, però a lui non gli interessava vendere gli aerei, finché il figlio decide di arruolarsi nell'aeronautica, e un giorno ha un tragico incidente proprio guidando gli aerei costruiti dal padre, e lì si rende conto che tutto il suo guadagno, tutto il suo benessere era andato in fumo perché aveva perso un figlio con questi aerei. E credo che la situazione ambientale sia analoga. Erano tutti i miei figli, no? E noi siamo tutti figli di questo pianeta, e quindi dobbiamo rispettarlo e dobbiamo rispettarci tra di noi.
Grazie Livio, ricordiamo l'appuntamento ancora ai nostri radioascoltatori, domenica 26 gennaio al centro Don Bosco di Rovigo, questo importante appuntamento sulla tematica dell'ambiente con ospiti esperti, tra cui anche il conduttore di Report su Rai 3, e aiutami Livio perché non mi ricordo. Sigfrido Ranucci. Esatto, mi sfuggiva. Grazie. E ecco, quindi un appuntamento interessante. Poi il responsabile Roberto Tommasi di Libera Veneto, quindi e Lucia Pozzato di Terre Nostre di Vigliadose. A tutti rinnovo il mio appuntamento settimanale con la nostra rubrica in onda su Radio Colbe Ponte Radio. Per chi volesse partecipare, ecco, raccontiamo gli eventi, raccontiamo le storie, se qualcuno ha scritto un libro, se qualcuno ha fatto un album musicale, anche semplicemente se qualcuno ha fatto un bel viaggio e ce lo vuole venire a raccontare per farci conoscere posti nuovi, un po' come non voglio sostituirmi alle falde del Kilimangiaro, però insomma siamo ben lieti magari di sentire la sua esperienza, e anche la radio, anche senza vedere le immagini, però può farci immaginare, viaggiare con la fantasia. Assolutamente. E grazie Livio, ti rinnovo l'appuntamento per quando vuoi venirci a trovare, quando hai altre iniziative, e saluto i nostri radioascoltatori da Roberto da Radio Colbe, un cordiale saluto, a risentirci, ciao.